Diamo la parola al direttore del Centro Educazione Ambientale, Stefano Laura, che sicuramente avrà qualcosa da dirci, anche ripenso, così collegandomi alla notizia del periodo, le tracce della presunta foca mona. Buonasera a tutti, ringraziamo la presenza di Andrea Loddo e degli amici di Murne che veramente con passione, con dedizione e scrupolo portano avanti un progetto interessantissimo di grande ricerca sperimentale in campo archeologico, e questo ne va dato merito e siamo onorati di poterli accogliere qua a Calagonone, che poi è anche la patria dove è stato trovato il pugilatore, che qua è ben rappresentato anche dal figurante, quindi potrete avvicinarvi dopo a capire anche qual è la modalità anche della ricostruzione in pelle fedelmente, che riproduce attentamente il bronzetto trovato proprio in questa località, che è stato riprodotto fedelmente lo stesso da Andrea, perché oltre che essere un bravissimo studioso dell'archeologia sperimentale è anche un grandissimo artista nella fusione di questo metallo prezioso che è appunto il bronzo. Siamo particolarmente felici e lieti di poter aver loro qua a Calagonone, perché questo è un evento straordinario. La barca nuragica era tanto attesa da tutti gli appassionati, gli amanti, gli studiosi di archeologia, perché se ne parla da decenni della capacità dei nuragici del Sciardana di poter navigare nelle acque del Mediterraneo e anche oltre, però effettivamente nessuno mai ha interpretato questa ricostruzione così fedele, e oggi avere qua una imbarcazione di questo tipo, un mezzo di questo tipo, e poterlo vedere da vicino anche il suo funzionamento. Non dimentichiamo che loro vengono da Arbatex, stamattina hanno salpato da Arbatex, quindi sono venuti a vela fino al porto di Calagonone, quindi è una piccola traversata che però è molto significativa. Questa breve premessa anche per cogliere l'occasione: Calagonone è anche la patria e il luogo dell'ultimo rifugio della foca monaca. La foca monaca, che era un altro abitante, era la regina del Golfo anche in epoca nuragica, perché i nuragici convivevano con la natura, avevano un perfetto equilibrio con la natura. L'educazione ambientale che oggi viene a più riprese richiamata all'appello per diffondere attraverso le nuove generazioni una cultura di rispetto ambientale, in realtà era già conosciuta con un altro nome, era naturale da parte di queste popolazioni che vivevano in perfetta armonia, in perfetto equilibrio con la natura. La foca viveva in questa costa e è arrivata fino ai giorni d'oggi. Non dimentichiamo che l'ultimo avvistamento della foca monaca a Calagonone nella costa del Golfo di Rosì risale al 1981. Quest'anno è accaduto che alle cronache è salita alla ribalta questa notizia di un ritrovamento di un fantomatico cucciolo nelle spiagge di Calagonone morto. Noi non siamo stati interpretati come centro di educazione ambientale e come gruppo studio di foca monaca, tra cui collaboriamo col massimo esperto di foca monaca, Emanuele Coppola, che è a Roma. Abbiamo comunicato questa notizia perché siamo venuti a conoscenza attraverso la stampa, indirettamente, senza appunto essere stati minimamente contattati, e Emanuele si è messo all'opera. Emanuele Coppola ha visionato le fotografie e si è reso conto subito che appunto fosse una bufala, perché l'animale in questione aveva un teschio di un gatto e poi gli arti erano molto più lunghi rispetto a quelli della foca, quindi non erano compatibili assolutamente con quello che si veniva millantato attraverso gli organi di stampa. Questo diciamo che è un episodio un po' spiacevole, anche perché è un modo di trattare argomenti molto delicati come quelli appunto ambientali in modo molto superficiale e fuorviante. La foca monaca è ancora presente nel Golfo, non nel Golfo ma nel Mediterraneo, in Grecia, in Turchia in particolare, e nelle coste del Marocco. Che opportunità ci potrebbero essere, perché questo importante mammifero marino, che è anche simbolo del territorio della Sardegna ma di tutto il territorio, di poter rivederla anche sperando in futuro nelle nostre coste? C'è probabilmente soltanto una strada, e la strada si chiama gestione del territorio. La gestione del territorio può avvenire attraverso un accurato studio equilibrato degli ecosistemi marini. Uno strumento molto attuale e fattibile è quello dell'istituzione dell'area marina protetta. Speriamo che questo sia uno strumento veramente adatto perché la foca possa riavvicinarsi naturalmente. Ecco, ci tengo a specificare questo perché è importante, perché parlare di reintroduzione della foca monaca
è probabilmente eccessivo, cioè la foca deve riconoscere il suo ambiente naturale, la sua ecologia, deve rimpossessarsi della sua ecologia e poi, essendo un abile viaggiatore, riavvicinarsi dalle coste della Grecia e della Turchia in questa costa e inserirsi appunto nel nostro territorio. Questo è possibile attraverso questi strumenti di tutela del territorio, di equilibrio del territorio tra sviluppo e rispetto della natura. Penso che le aree di protezione e le aree di rispetto della natura ve ne siano tanti esempi qua in Sardegna, dove la convivenza dell'uomo, dello sviluppo del territorio, del progresso, dell'economia è perfettamente compatibile e sostenibile con quello che è la tutela ambientale. Dovremmo soltanto prendere visione di quello che funziona da altre parti e riprodurlo anche nel nostro territorio con molto equilibrio. Ci sono tantissime cose su cui potremo parlare, su cui potremo anche approfondire. Colgo soltanto l'occasione per poter annunciare anche ai qui presenti che potete utilizzare il coupon che viene messo sui banchetti per avere uno sconto del 40% per la visita anche al Museo della Foca Monaca, al Museo del Centro di Educazione Ambientale di Calagonone, fruibile tutti i giorni, la mattina dalle 9 alle 12.30 e dal pomeriggio invece dalle 15.30 fino alle 19. Nuovamente ringrazio tutta l'associazione, i qui presenti, che veramente con grande passione e sacrificio, perché per poter portare avanti un progetto di questo tipo non è soltanto sufficiente la volontà di studiare o partecipare a gruppi studio, ma ci vuole tanta abnegazione, tanto impegno quotidiano, 365 giorni all'anno, rinunce e tanti investimenti. Quindi veramente un caloroso abbraccio, un caloroso veramente incoraggiamento da parte di tutti quanti noi, perché questo progetto possa portare i frutti veramente sperati per lo sviluppo e dell'immagine della Sardegna vincente.